Siamo giunti alla sesta corsa, miglio di categoria E, ritirato Tempest Treb, sono 6 al via, 1 Zodiac 5 Lux, 2 Tenor de Lune, 3 Tarek, 5 Ur del Ronco, 6 Taylor di Cuma, in seconda linea 7 Laios Cella. I favori per Tarek, numero 3 Francesco Tufano in sediolo, quota sotto la pari, 1,95. Stacco della macchina con la velocità proprio di Tarek che sopravanza Zodiac 5 Lux. Fra i due c'è Tenor de Lune, anzi scusate, c'è Laios Cella, mentre Tenor de Lune rimane all'esterno. Passa in vantaggio Tarek in poche battute e conduce, e quindi subito leader il favorito Tarek, che completi 200 in 14,9. Seconda posizione per Zodiac 5 Lux, che precede Laios Cella, poi all'esterno Tenor de Lune. Completamento dei primi 400 metri di gara nell'ordine del 34, ha rallentato subito una volta al comando Francesco Tufano con Tarek che guida su Zodiac 5 Lux, Tenor de Lune all'esterno, Laios Cella, poi in corsia esterna anche Taylor di Cuma, che precede Ur del Ronco, che oggi è partito invece abbastanza piano. Completamento del primo giro di corsa, 1,1,5, con in vantaggio sempre Tarek indisturbato. Tenor de Lune si impegna all'esterno, ma in seconda posizione c'è Zodiac 5 Lux e Tarek continua a guidare tranquillamente, arriva a 1 chilometro in 1,16,2 senza praticamente spendere. C'è ora lo scatto però all'esterno di Tenor de Lune che anticipa l'attacco di Taylor di Cuma a 400 dalla conclusione. Tenor de Lune e Taylor di Cuma che si avvantaggiano, sono inseguiti ora da Ur del Ronco che ha guadagnato all'interno, poi Laios Cella. Vediamo il completamento della curva finale, ingresso in dirittura d'arrivo, serrato l'arrivo con Tarek che alza bandiera bianca, e così all'esterno si lancia Tenor de Lune insieme a Taylor di Cuma. Taylor di Cuma nel finale passa e vince, mentre per il secondo è Ur del Ronco che ha ragione di Tenor de Lune, 1,15,4 il ragguaglio finale, con Mattia Orlando che esulta dopo il palo. Taylor di Cuma 3,34 la quota al totalizzatore, nonostante un non semplice numero 6 di pettorila. Vince bene nel finale, battendo un Ur del Ronco che corre soltanto nel finale, ma piega un generoso Tenor de Lune che se l'è fatta scoperta per gran parte del percorso, mentre gli altri finiscono più indietro, con Tarek molto deludente dopo un primo chilometro tranquillo. Cede all'ingresso in retta d'arrivo e il successo così non sfugge a Taylor di Cuma, Mattia Orlando in sediolo e anche al training.